Infatti a Stefania dice si è laureata 110 euro l'ora. Non lo dire, altrimenti se lo sente la Maria Stella Gelmini si incazza, se lo sente in Italia si incazza. O veline o niente. Vabbè, andiamo. Questo qua, Berlusconi per la mano. Ecco, Berlusconi, Palamara, Anime, Petto Confini, dice, facciano i nomi dei testimoni. Aggiunto un giorno fa da Antefatto Blog, visualizzazioni 4407, tutti i commenti 139, rispondi a questo video. Ecco, miau, dice, ma il Palamara non potrebbe farsi un lifting, cambiare i connotati, mettersi una maschera? Che dite? Dice, se lo denuncio me lo mettono a mod 44, me lo fanno ignoto, me lo archiviano. Dice, non c'è vilipendio, vero? Dice, e la Moratti disse, dice, o me o i Lassini, o me o i Lassini. Però, dice, lunghe riunioni, discussioni su discussioni, alla fine scelsero lei, la più bella del reame. E la Moratti disse, o me o i Lassini. Vabbè, andiamo avanti. C'è quello che continua a ripetere, il vomitino della Narcisa Zarasti, la portinaia col coglione, dice, Hillo è defunta, faccia la salma. Sì, ma è copyright Narcisa Zarasti, portinaia coi coglioni. E poi dice ancora, o portavomiti, no? Dice, buon lavoro, buona suerte, ciucciate muccio. Sì, vabbè. E continuiamo. Miau. Dice, e se la Moratti avesse detto, dice, oh mio Biancaneve. Dice, oh mio Biancaneve. Ecco, miau. Dice, a tutte le Biancaneve d'Italia e del mondo. Dice, non accettate, non mangiate mele. Se proprio avete bisogno di addentare qualcosa. Beh, dice, è un po' duretta, ma ammagnate a Moratti. Dice, vi si rompono i dentini. E allora, dice, come si dice, gallina vecchia fa buon brodo. Ecco, favole d'Italia. Cerca di imitare la Sindizzi, cerca di imitare. E dice ancora, dice, i molestatori ad persona andrebbero bannati. Oh, dovrebbero essere bannati. Oh, fate un po' voi. E che basta che bannate, no? Lassini, che? Lassini. Ah, dice, fra i togati che indagano c'è anche il Ferdinando Pomarici. Dice il tizio, cioè per Ferdinando Pomarici, sì, è un esperto di BR, quello. Sempre perdite d'acqua, scopre le cose sempre con le perdite d'acqua. Succedono le stesse cose qua, siamo noi BR per caso? Boh. Il tizio, cioè il Ferdinando Pomarici, dice, presente nel 27938/04. Dice, ma non dovresti essere in manicomio, vai a bucciarci nel cesso. Della serie dediche Boomerang. Ah, quella, ma non dovresti essere in manicomio, vai a buttarti nel cesso. Copyright Ruscia Silvio Biascio. Però, e ma dice, indagatemi, dice, non gli conviene. A coro portavamo te duc, che ripete, deve morire solo che mangiare. Sì, vabbè, appena se ci troviamo un po' di tempo, vediamo, no? Allora, dice, ah sì, dice, voi insultate? Dice, noi, dice, rigiriamo al Palamare Sorci a tutti quelli che lasciano fare a Italia. Dice, ho appena appreso che un insulto costa all'insultatore 30.000 euro. Sì, cos'è? Chi era?
Sgarbi li ha data a Treveglio. Ecco, vabbè, sempre quelli, solo quelli. Il tribunale lì è solo per i politici, per i VIP, per quella gente. La gente paga ed è per loro, no? Si scambiano le mazzette. Vabbè, mi sembra una lavatrice quel tribunale. Sì, vabbè, magari si pagano, con la scusa delle querele si pagano i debiti fra di loro, le mazzette. Ancora portavamo a te che dice: me l'ha detto di dirtelo la Giovanna Narcisa Zarasti Lozano, l'indiana col bebè in braccio. E chi è? La nostra partenaia che coglione è un'altra cosa. Non è indiana, non è... lasciamo perdere. Dice: io a Reggino ai Trovatelli d'Italia, è defunta, faccia la salma. E quello fa finta di non capire e dice: è morto l'indiano. Sì, chiuso con questo. Lassini, ecco, Lassini, che? Dice: vilipendio alla magistratura. Però, dice: ma me la arrangiai io, i cari e dolci BF. Ma che vuol dire BF? Non si dice BR, no, dice BF. Va bene. Sì, ma che sigla è? Cos'è che è? A me dice... dice che non si ricorda. Va bene. Poi arriva uno e dice: certo, dice che quel Palamara, si riferisce a Palamara naturalmente, dice: certo che la faccia rassicurante, dice, non ce l'ha nemmeno lui. Dice: sì, c'ha la faccia da chiù. Dice: come da chiù? La milanese, vabbè. Dice: sempre, dice, se non è vilipendio. Se lo è, dice, mi scuso, mi batto il petto, mi vado a confessare, 3 anni di cilicia, mi autofrusto. Chiedo scusa a Napolitano, a tutti, alle vittime delle BR, a tutti. Sì, dice: ciao frustrati. Dice ancora: si mettono la mascherina, dice, a me vengono contro. Dice: se non ci fosse l'evidenza nessuno crederebbe, ma anch'io. Napolitano, dice, quello pensa ad onorare i caduti, gli eroi che si sono sacrificati sull'altare della patria. Ecco, ci mettono una mano per farli morire e poi li onorano, no? Ecco, dice: Amalette, e con una T, sì, con una T, Amalette, omelia. Dice: se Napolitano non avesse la pancia piena, dice, opterebbe sicuramente per la prima opzione. Ovvio, gli altri no. Dice: potesse cascare il mondo, devono optare per la seconda opzione, per l'omelia. Prima deve venire la patria. Vabbè. Dice: l'Italia è una delle potenze del mondo, dice, contro me. Dice: perché rido? Dice: perché l'Italia, una delle potenze del mondo, dice, non riesce ad uccidere a me. Che debosciata questa potenza, e che vigliacca questa potenza, non se la sente di risolverla all'antica maniera. Dice: tipo Orazzi e Curiazzi. Che colazza questa potenza. Poi dice ancora: il dio della muffa, dice, oltretutto chiede contributi a nome di altri. Beh, di quelli che disprezza. Il Palamara, dice, non è mica magistrato, dovrebbe procedere d'ufficio, non procede. E allora dice: non è un magistrato, è un togato d'Italia. Chiaro, no? Fino a quando il dio della muffa sarà in circolazione, dice, lasciate ogni speranza, voi che. Poi arriva uno e dice: la democrazia è un fallimento, questo e quella. Sì, vabbè. Dice, il verde, sì, dice, è aumentato, come dice Lavoratti. Il verde è aumentato.
delle tasche sicuramente, dice, si riferiscono ai prati e agli alberi, dice, l'erba non si può mangiare, le foglie nemmeno, dice, tutto inquinato, avvelenato, semore. Meglio morire di fame che morire avvelenati, almeno muori, dice, senza dolore, semore, senza dolori, no? Extraterrestre, non portarla via, dice, perso il Palamara, persa la via, dice, è un presidente, il capo dei capi d'Italia, è napoletano, dice, capo del gabinetto, e la catena dello sciacquone, dice, non funziona, e allora, dice, restano tutti a galla, feste di gala e di stronzi a galla, le gallette, dice, finite, pure quelle, dice, problema immigrazione risolto, dice, in Italia gli extra solo di passaggio. Poi arriva uno e dice, e un comico, dice, lo so, come se non lo sapessi, ma lo so, dice, Berlusconi, Palamara, Anima, Patto Confini, facciamo i nomi dei testimoni, se dice, poi dice ancora, dice, Mentecotti, dice, Miau, dice, ma perché i nomi non li fa lo stesso Palamara, dice, Luca Palamara, e poi, questo è, prima Luca Palamara, e poi, comunque nel 27938/04 e poi non c'è, vabbè, però è un capo, vabbè, dice, io odio imboccare i puffi, mentecatti, dice, solo catti, ok, sì, vabbè, dice, la mente, questa sconosciuta, poi arriva, oddio la muffa, copia e dice, il Ciambellino 48 Milano, l'embargo scientifico ai danni di Angelo Russo, ma che te ne frega a te, dice, e quindi della Cina economia da grottaglia di Isabella Maurizio Russo, dei bambini di Serora, della sana Milano Italia, barbaramente attaccata e conquistata dalla mala Milano Italia, dice, pretendere giustizia, essere uomini, donne, umani, un po' copia, e sembra che sia un amico, cioè copia e sostituzione di persone. Ecco, se il commento è rivolto verso se stesso, allora il commento è buono, lui è un eroe, no? Ma quando parla degli autori dei commenti, dice che sono merde. Vabbè, e Rispostina dice, la defunta faccia la salma, si presenti con la sua faccia, i suoi iscritti, con le sue turbe, basta sturbare. I carabinieri d'Italia hanno le mani legate. In Italia, dice la freccia, gode dell'impunità assoluta. Napolitano, dice, è il custode della Costituzione. Dice, del libro, del contenuto, chi se ne frega, parole. Il libro ha la copertina dorata, ha un certo valore. Ho capito. Custodisce quello, la copertina, vabbè. E BR, poi dice, ma quale BR? BF. Vabbè. Dice la Tragni, tu dici la Tragni? Dice, minacce gravi nei confronti del giudice Laura Tragni del Tribunale Civile di Milano. Vai a ballare sul tuo cadavere. Per recepin numero 11480/05, PM titolare Salamone, un ev difensore Antonio Ballerio. Dice, il resto lo raccontino loro, i protagonisti. Dice, io niente saccio. Come niente saccio? Che lingua è? Barese, siciliano, che cos'è? Dice siciliano. Vabbè, dice, sa solo che in Italia i carabinieri c'hanno le mani legate. Dice, però, certo, dice, se incontrano un pericoloso criminale, ad esempio il Cucchi, l'Aldrovandi, un Vocumprà che non paga il pizzo, il braccio violento della legge, no?
Di Pietro, dice, tu dici di Pietro, di Pietra, dice, quella di mani pulite. Dice, di nome come fa? Antonio.